In questa giornata della cucina etnica del corso AgriChef Veneto andiamo a realizzare un piatto di cucina etnica libanese, il Rabhat Yabken, che è una rivisitazione però che noi facciamo sul territorio utilizzando dei formaggi che sono delle DOP di questo territorio, la casatella trevigiana e il grana padano, i principi della nostra produzione lattiero-casearia. È un po' una rivisitazione perché nel paese di origine di questo piatto viene realizzato con formaggi di quel territorio, molto simili forse a un nostro quartirolo, però rimanendo qui nel territorio veneto usiamo questi due formaggi che mescolati assieme ci creeranno la densità che noi abbiamo bisogno per questa realizzazione. Per cui andiamo a impastare della casatella che abbiamo a temperatura ambiente perché sia un po' più cremosa. Alla stessa andiamo ad aggiungere del grana padano, per cui la morbidezza della casatella e la parte salina e ruvida un po' del grana padano messe insieme ci aiutano a realizzare questo piatto, che sono delle piccole sfogliatine con una pasta fillo. La pasta fillo è una pasta a base di acqua e farina, a veli molto sottili, tipica del Medio Oriente. In questo impasto di formaggi ora andiamo ad aggiungere della menta essiccata, serve per donare un po' di freschezza, del pepe, un po' di olio di oliva e del cumino, immancabile nelle preparazioni medio orientali. Ora tagliamo la pasta fillo in rettangoli e poi andremo a realizzare dei piccoli cannoncini. L'impasto è pronto, morbido, cremoso e anche allo stesso tempo consistente, e andiamo a realizzare dei piccoli cannoncini. Vanno arrotolati su se stessi utilizzando un paio di fogli, non uno solo, chiusi leggermente ai lati e disposti in una placca da forno. Il forno a 180 gradi, la cottura è iperveloce, possiamo dire, della pasta fillo, una pasta che si cucina molto velocemente, deve rimanere bianca, non deve scurirsi, altrimenti cambia anche il proprio gusto. Prima di metterli in forno andremo leggermente a bagnarli con un po' di burro in superficie, una piccola macinata di pepe e poi inseriamo i primi in forno mentre prepariamo gli altri. Qualche minuto e saranno pronti. Questo tipo di piatto, ottimo per un aperitivo, un cocktail di benvenuto, oppure anche per accompagnare qualche piccola festa pomeridiana. Scusi chef, come mai ha usato la casatella in questo piatto? La casatella è un formaggio cremoso che però non si scioglie in maniera esponenziale quando va messo in forno, per cui abbiamo proprio il risultato, mescolato poi al grana padano, che è quello che se avremmo utilizzato il feta, che è il formaggio che loro utilizzano per fare questo piatto, perché abbiamo bisogno di qualcosa che si fonda ma non che diventi liquefatto all'interno, perché poi la pasta non trattiene proprio in maniera eccessiva questa cosa. Controlliamo la nostra cottura. Qualche attimo ancora e siamo pronti. Sono delle piccole caramelle. Prepariamo il piatto. Qui, sempre per rimanere nell'etnico, le serviamo con una crema di melanzane e pasta di sesamo, piatto che si chiama baba ganoush, che servirà per dare la cremosità a questa preparazione.
Buon appetito dagli AgriChef Veneto.